No, I'm not a writer. Fichissimo, curati che vento, che robe. Cazzo, questo è un volino alberi come l'altra volta però, Ballo in camper, ballo cazzo, ballo. No, ma dovrebbe solo piovere, dai. Dovrebbe tanto piovere e rinfrescare. Dai, piove e rinfresca. Minchia, guarda come si sposta. Figo. Cioè, finché sta in piedi, poi se si rabalta no, non è più figo. Oh, devo andare dal meccanico, no? Fortuna che non sono andato. Cioè, sì, tutto a posto, ma devo cambiare la cinghia perché è vecchia, non per i chilometri, ma per l'età che ha. E fargli dare una controllata generale, sistemare il cavo del contachilometri e poi boh, da vedere un po' come ha preso il camper, dai, vabbè. E ci abbiamo due punti, senti che pioggia, i pomodorini che me li tengo qua fuori, no, le prugne che fa bello l'angolo verdurina là, e rucoletta che questa va in frigo, un cocco che devo spaccare fuori e come lo spacco io dentro qua, cioè fuori gli davo una assassinata su per il palo di cemento, vabbè, e 3 carote da grattugiarmi per la modica cifra di 7 euro, porca troia, cioè 2 cazzate, 14.000 lire, vabbè. Oh, adesso senti tuonare, no, prima ha tuonato bene. Oh, c'è solo quello spiraglietto lì aperto, io si deve freschetto, porca miseriazza, di lusso cazzo, di lusso, bello, mi piace un casino a me sta roba, A meno che non sia troppo esagerato, allora lì sì, se è troppo esagerato prendi un po' di paura, no? Cioè, a serio, mi cade un albero addosso, mi vola via il camper, hai capito? In teoria no, però ho anche il pieno di acqua, ecco, mi ha già stonfato tutto il cuscino, ecco, volevo far passare un po' di arietta. Senti la pioggia? Ho messo il microfono sopra. E cazzo, ma quando io devo riprendere mi smettete la pioggia? Fate apposta lassù. Sembra che il camper abbia le grondaie, ma là vediamo se lo vedi, vedi come butta giù dal tetto, là, e che roba. Scende la pioggia fino a Foggia, ma anche a Jesolo non scherza, cioè, insomma, non so se te l'ho detto, visto che adesso il lasco dei video, no, è di 2 mesi, non più di un mese, cioè così ho recuperato, hai capito? E ho smontato il frigo, no, quella volta che mi ero preoccupato e spruzzava da gas, in realtà era il gas del cavolo che stava finendo e quindi puzzava, niente di che. Ho visto la ventolina di raffreddamento, c'è una cagata così piccolissima e con tipo delle alette tipo da palla di mulino, no, ma una cazzata. Allora ho pensato di fare con del legno in qualche modo una specie di croce, no? E in questa croce attaccargli 4 ventole 8x8, sono quelle che usano per i computer, quelle all'interno dei computer, no? Però anche da 12 cm più che da 8, e metterle lì tutte e 4, tagliare l'alimentazione a quella, incollargli queste qua, unirle in un cavo solo e via. Visto che io ho già tutto comandato, ho il pulsantino per accendere la ventola, invece di alimentare quella cagata là mi alimento le 4 ventole, perché sennò il frigo non raffredda niente. D'estate, d'inverno ti ghiaccia la roba, ma che cazzo te ne fai? Ed ho smesso. Cioè io mi ero preparato psicologicamente per una scavazzata che sarebbe una pioggia pesante di quelle serie, invece morda là, tutto qua. Poesia. El meon le proprio bon, Giacomo Leopardi. Sì, però mi ha lavato il vetro, mi ha lavato la bici, buono cazzo l'autolavaggio così. C'è un problema logistico. Allora, io sono andato alla Lidl, mi pare, così mi c'erano 2 cazzate e
passo per sbaglio nel reparto vegano, ho detto vabbè, butto l'occhio tanto così per curiosità. Porca troia, c'era formaggio vegetale tipo sottilette e il salame. Ho detto proviamo solo per curiosità. Porca puttana, strabuono. E cosa succede? Adesso però ne ho ancora e mi è tornato in mente il ricordo. E io, sai che io sono fatto così, quando mi metto in testa una roba, quella deve essere. E io adesso voglio farmi il panino. E il problema è che non ho il pane. A parte che fa da cagare qua, c'è tutti i panifici ho girato, fa veramente da cagare forte il pane qua. Ma non ho voglia di accendere il camper e comunque i panifici sono chiusi, i supermercati sono chiusi, è un cazzo di problema. E io adesso non so cosa farmi da mangiare, nel senso, roba ne ho, ma in testa avevo quel panino. E cosa mi ripaga adesso, hai capito? A meno che non abbia, vabbè, ma col pane d'hamburger viene da cagare, ci voleva il pane quello croccante. No, comunque il pane da burger non ce l'ho. Ho i cracker, ma non è la stessa cosa. Porca troia. Perché oggi ho mangiato le cotolette con l'insalata mista. Insalata mista nel senso mais, carote e cazzi vari. E questa sera mi faccio tipo di tortelloni. Potrei farli, visto che ho preso i pomodorini e la rucola, i tortelloni con pomodorini e rucola. Però io ho in testa il panino, cioè come quando ti innamori di una ragazza e ti dicono no guarda c'è sta altre 2-3 marzone, no ma io ho puntato quella, uguale il mio panino, cioè come faccio ad andare a dormire adesso con quel panino in testa, cazzo? Non si può, dopo dicono che fumo, grazie al cazzo uno in mente un panino non può neanche realizzare i suoi desideri paninari, ricordi il paninaro. Comunque oggi un customer, un cliente che è molto simpatico, per questo motivo l'ho obbligato a iscriversi al canale, cioè non è che può scegliere, se no non gli facevo la pratica che dovevo fare, capisci? E mi ha dato il nome di un'azienda qua attaccata, tra l'altro, che adesso vabbè non ci sono andato per motivi di tempo e comunque tempo in tutti i sensi, anche tempo atmosferico, che stende il linoleum, no? Che è quella roba, tipo quella merda che ho per terra io là, solo che invece di farlo color schifo, io volevo togliere quello color schifo e metterlo color qualche, tipo i tappetini qua che ho fatto, più o meno, guarda, ara, non di questo colore qua, vedi, no? Più, non so, una roba tipo questo. Vabbè, insomma, da decidere, dopo li vedo, color parquet. O questo linoleum, o se no mi diceva in PVC, che tengono il freddo e robe varie, e ce ne sono anche di spessore 3 mm. Io non lo so, vediamo, intanto parlerò con loro, vediamo come fare, come brigare. Perché sai, io guardo molto la parte estetica delle cose, no? Cioè non nel senso che devo avere le cose belle, perché de gustibus, capisci? Posso avere gusti di merda, ma guardo le cose belle per me. Tipo spesso mi hanno scritto di cambiare il colore e farlo un po' più moderno sto camper, assolutamente no, io lo voglio proprio così, cioè io mi sono innamorato probabilmente un 80% proprio per sto colore di merda qua che ha sto camper, questo legno vecchio un po' casetta di montagna, no? Perché mi ritira su un po' i ricordi quando ero piccolo, che con i miei si andava in montagna in questa baitina che era tutta in legno, così legno chiaro, no? Con le panchine e la tavola in legno e le panchine che sottomettevi le robe, vedi? Tutto torna. E la mansarda che avevo in Scozia, no? E quindi no, io voglio tenere proprio questo stile qua, questo stile legnetto così chiaro dappertutto, un po' coccolo diciamo, con qualche puttanata, un po' di tezza attaccata, quella vabbè, insomma fa parte del mio carattere tecnologico, cioè che se non ho tutte le mie diavolerie non sono io. Comoda anche la cuccia di cane pericoloso qua, solo che da qua vedo la parte davanti, la parte letto, non mi piace perché stacca, vedi? Mentre guardando di là, no, vedi c'ho un po' come una stanza, no? C'è tutta monotematica, cioè mi sento dentro a un qualcosa, tipo dentro una casa, che cazzo ne so. Quindi ho scelto di mettermi là, anche perché ho la doppia finestra, cioè sia il finestrone che questa qua dietro che quella là che vedo, quindi ho 3 finestre. E cane pericoloso comunque guarda sempre fuori da qua, non guarda dalle altre.
L'unica cosa, peccato, so che nell'altra dove sono seduto io, sotto la cisterna dell'acqua e sotto cane pericoloso c'è tutta la roba, tipo i scarponi, i dentifrizi di scorta, quelle cose là, no, per capirci. E quindi devo tirar giù cane pericoloso, spostargli la coperta, alzare. Di là era molto più facile alzare, hai capito? E vabbè, dai, non si può voler tutto. Questa è, ecco, solo... Guardate che bella la mia notifica, è bellissima, mi piace un casino. E Memo, Bostic sulla tazza del cesso. Vabbè, adesso vado a mettere il Bostic. Esce dalla tazza del cesso. Cioè, ma comunque il cessetto, anche se non è chiaro come lo vorrei io, però... Guarda, abbiamo già tirato bene, guarda, questa è la porta, gli ho messo questa roba qua, che è, come si dice, che non... quella roba là dell'acqua, che non assorbe acqua. Il poster delle puntine del mondo, vedi i bordi che li ho calcolati male, nessun problema, ho le stecchette di legno, quindi qua viene tutto coperto, perfetto, che così me lo tiene anche fermo e viene una figata pazzesca, anzi lo facciamo adesso. Idem qua, da mettergli una stecchetta sopra per non vedere, sai, la plastica qua. Questo specchio, vabbè, devo pulirlo perché c'è un po' di cose, guarda che bene però che è venuto con la spazzolina, no? Quella là che ho preso. E vedi il cessetto, bene o male, dai, qua mi appoggio la biancheria sporca. Qua bene o male ho riverniciato, cioè è ancora un po' così, hai capito? Però cioè, io mi accontento, ecco. Questo lo rifarò di blu, abbiamo detto, quello lo rifarò di blu, questo lo rifaccio di blu e probabilmente anche la vasca sotto, ma quella sarà un'impresa, no, quella la lascio grigia. Sì. Buon, adesso devo attaccare il cesso. E a me ora sarebbe piaciuto questo qua da attaccare lì sopra. Andiamo a vedere, è una decalcomania. Così attaccato a quello e dopo va avanti, fammi vedere, aspetta che mi giro senza ammazzarmi. Perfetto, cazzo, perfetto, eccellente, bello così. Allora, bellissimo, sarebbe bellissimo da farlo tutto, ma sai che non attacca? Sono robe fatte col culo proprio, cazzo. Beh dai, almeno con questo risolviamo un po'. Allora sì, io questi li ho presi da hobby, ma se sei un tipo pacifico, non violento, cioè evita, continua a mantenere questo tuo bellissimo stile di vita, no? Non andare da hobby.